Focus TG, buongiorno e ben ritrovati, buon sabato a tutti voi telespettatori di Rete Veneta. Tante le notizie che vi racconteremo oggi, vi dico solo che torneremo ovviamente a parlare della chat shock, il sondaggio shock sui femminicidi nella scuola del Bassanese, vicenda che per prima Rete Veneta ha raccontato in questi giorni e continua a far discutere. Parleremo di cronaca, torneremo a parlare della violenta rapina avvenuta ieri pomeriggio a Paese nel Trevigiano. Ci collegheremo con i nostri inviati a Jesolo perché oggi inizia la stagione balneare con la novità, tra le varie novità, dello stop al fumo in spiaggia. Torneremo a parlare anche di Alberto Trentini, il cooperante veneziano che ha chiamato casa dopo 6 mesi di silenzio, lo sapete, in cella ormai da 6 mesi a Caracas in Venezuela. Insomma, tantissime le notizie. Partiamo però dalla cronaca giudiziaria con la Procura di Padova che ha aperto un'indagine sulla morte di una 95enne caduta dalle scale della struttura per anziani dove era ospite. Ci sono 8 persone indagate per la morte di una 95enne ospite della struttura OPSA di Sarmeola di Rubano caduta dalle scale. La Procura di Padova ha aperto un'indagine dopo l'esposto presentato dalla famiglia della signora. Si tratta di 8 tra medici, infermieri e assistenti indagati per il reato di cooperazione in omicidio colposo. La 95enne faticava a muoversi a causa di diverse patologie e si spostava in sedia a rotelle o con un deambulatore. Il giorno in cui è caduta dalle scale, l'anziana però sarebbe riuscita ad alzarsi autonomamente dal letto, mettersi in carrozzina e dirigersi verso le scale da dove poi è caduta. Il pubblico ministero attende l'esito dell'autopsia effettuata nelle scorse ore per chiarire da quali patologie fosse affetta la 95enne e quale fosse la terapia farmacologica. La donna sarebbe morta per le gravi lesioni riportate nella caduta. Da parte dell'OPSA la conferma di piena collaborazione alle indagini espresse in una nota ufficiale in cui la dirigenza fa anche le condoglianze alla famiglia dell'anziana e si dice profondamente addolorata per l'accaduto. E poi i maltrattamenti all'asilo nido di Mirano, una vicenda che abbiamo raccontato in questi mesi, in queste settimane. L'ex direttrice padovana è accusata anche di sequestro di persona nei confronti dei bimbi. Per la PM sono state messe in atto condotte disumane. Dai maltrattamenti al sequestro di persona. Il processo contro l'ex direttrice dell'asilo nido Opla di Mirano, la 55enne padovana Elisa Barbara Stella, ha visto un cambio di passo nelle richieste della PM, secondo cui i metodi adottati dalla donna si possono configurare come privazione della libertà personale. Secondo le testimonianze di 7 maestre, infatti, i bimbi di appena 2 anni venivano alzati di peso per un braccio, pizzicati, strattonati e offesi. Poi c'era la stanza della nanna, trasformata in una sorta di cella di isolamento. I bimbi più turbolenti potevano essere rinchiusi lì per ore da soli al buio. Chi invece si dimostrava più difficile da gestire veniva addirittura chiuso in sacchi coprimaterasso con la cerniera alzata, senza lasciare libera neppure la testa. È proprio da qui che la PM ha voluto come ulteriore capo di imputazione il sequestro di persona. Il caso era passato alla Procura di Trento perché tra gli iscritti al nido figuravano anche i figli di un magistrato veneziano, uno dei genitori che ha sporto denuncia quando ha scoperto cosa succedeva all'interno della scuola d'infanzia. Lo dicevamo all'inizio, ieri è arrivata una svolta importante nel caso del cooperatore italiano 45enne del Lido di Venezia Alberto Trentini, da 6 mesi in cella a Caracas in Venezuela, con la telefonata a casa. Uno squillo di telefono che ha avuto lo stesso effetto di una luce potente, capace di rischiarare ogni angolo più buio. Dopo 181 giorni di buio e di un silenzio straziante, nel pomeriggio è arrivata finalmente la notizia che a Venezia, ma in tutta Italia e non solo, attendevano da giorni. Finalmente l'altra notte dal carcere di Caracas, dove si trova ingiustamente arrestato dal 15 novembre 2024, Alberto Trentini, il cooperante italiano 45enne originario del Lido di Venezia, ha potuto chiamare a casa e rassicurare la sua famiglia. «Spero di tornare presto a casa», ha detto Alberto alla mamma, con voce chiaramente rotta dall'emozione, precisando che è in buone condizioni di salute e in carcere può assumere regolarmente i farmaci di cui ha bisogno per la sua salute. I migliori degli inizi per le prove di disgelo nei rapporti diplomatici tra i due paesi di Italia e Venezuela. Una telefonata arrivata improvvisa ma non inaspettata, frutto di un lungo e importante lavoro diplomatico svolto da Palazzo Chigi e dalla Farnesina.
La mobilitazione e la solidarietà per Alberto e la sua famiglia continuano, come spiega il coordinatore nazionale dell'associazione Articolo 21, il giornalista Giuseppe Giulietti. 6 mesi è un tempo lunghissimo. Pensate al tempo di Alberto in quel carcere venezuelano o ai suoi genitori. Alberto non è responsabile di alcun reato. Sì, forse ha commesso un peccato, il peccato di solidarietà, perché adesso la solidarietà viene considerata quasi un reato. Ha speso la vita per gli ultimi. Qualche segnale forse c'è qualche spiraglio, ma è difficilissimo, perché sino a quando non arriverà l'unica vera telefonata che aspetta questa famiglia, che è quella sul giorno del ritorno a casa, tutto il resto rischiano di essere parole. L'impegno continua dunque fino a quando Alberto non sarà potuto tornare a casa. Continuare a fare una pressione positiva, tenere sempre altissimo questo nome, far sapere al governo italiano e a chi sta trattando che c'è la solidarietà e la pressione di un'intera comunità, non solo locale ma anche nazionale. E quindi vedremo quali saranno i prossimi sviluppi. Torniamo a parlare del omicidio di Castelfranco con il giovane Cristea, Lorenzo Cristea, ucciso a coltellate. Continuano le indagini e anche in retroscena di quella notte. Vieni qua, sta per accadere un casino. Sarebbe questo il contenuto di una telefonata che il ragazzo morto accoltellato al Playa Loca di Castelfranco avrebbe fatto a un amico PR, che a sua volta lo ha riferito a un collega con un messaggio WhatsApp che è stato depositato agli atti e che ieri l'avvocato difensore di uno dei due giovani in carcere ha reso noto. E per le difese, per entrambe le difese dei due arrestati, è un'ulteriore conferma che non si trattò di una rissa ma di una spedizione punitiva. Il contenuto è questo: ma cosa è successo ieri? Cristea a me mi ha chiamato a una certa ora e mi fa: oh, vieni in playa che tra un po' succede un casino. E mi sveglio stamattina e mi dicono che non c'è più. Cioè era uno di quelli che veniva con il gruppo Sony e quelli là, capito? Per Lorenzo Cristea, il ventenne padovano ucciso a coltellate all'esterno della discoteca Playa Loca di Castelfranco Veneto, stava dunque per succedere un casino. Questo è il termine utilizzato e riportato nell'audio WhatsApp che un PR della stessa discoteca, evidentemente conoscente di Cristea, ha inviato a un altro PR del locale all'indomani dell'accoltellamento shock. Cristea dunque lo aveva chiamato poco prima della tragedia chiedendo di raggiungerlo perché stava per accadere qualcosa di grosso. Cosa non è specificato, si parla appunto di un casino, messaggio che in questa fase più che mai fa la differenza, specialmente per le difese dei due ragazzi di origine marocchina accusati dell'omicidio, il 19enne Badr Rouaji e il 22enne Taha Bennani, quest'ultimo rappresentato dall'avvocato Fabio Targa. Quello che emerge è un dato di preparazione di quello che poi è capitato, tanto che viene il dubbio che più che di rissa si deve parlare in realtà di un'attività punitiva posta in essere. Ecco. Non dimentichiamo che i ragazzi marocchini erano soltanto due, dall'altra parte c'era una specie di schieramento. Insomma, non una rissa, ma un agguato, una spedizione punitiva, e questo anche a seguito del clima già surriscaldato che si era registrato all'interno della discoteca. Per Targa, il suo assistito, Bennani, avrebbe tentato di riportare la calma dopo che il suo amico Badr era stato spintonato dal gruppo di Cristea. Quanto alle cause di tanta tensione, il legale sembra non avere dubbi. Ma questo aspetto sotterraneo è un aspetto più ristretto. Non è di carattere etnico, è di carattere semplicemente territoriale. Probabilmente c'era la voglia di dimostrare a qualcuno chi teneva il territorio in quella discoteca. Da questo punto di vista potrebbe darsi, è un'ipotesi che stiamo valutando, che la spinta fosse un'esplicitazione della volontà di dimostrare chi comandava in quel posto. Un altro capitolo riguarda la sicurezza e l'intervento dei buttafuori. I ragazzi marocchini sono usciti 20 minuti dopo rispetto all'accompagnamento all'esterno del gruppo che poi purtroppo ha contato il ragazzo morto. E questo pone un tema di controllo che riguarda anche i
locali, che riguarda l'esterno dei locali. Dall'ipotesi della spedizione punitiva a quella della legittima difesa, il passo potrebbe essere breve. Per il momento lo stesso Fabio Crea, legale di Riuagi, si concentra sul vocale tra PR e quella frase pronunciata da Cristea: qui sta per accadere un casino. È un contributo molto importante che va a confermare quello che è stato detto sin dalle prime fasi, soprattutto in considerazione delle dichiarazioni che ci hanno riferito i nostri assistiti, appunto quello di un'azione aggressiva da parte degli altri. Su questo punto specifico per Crea non ci dovrebbe essere il rischio di ritrattazioni. Questo poteva essere un problema, non lo è più perché ho, diciamo così, cristallizzato le fonti di prova. Cristian Arboita ci ha raccontato questo ulteriore sviluppo importante dell'omicidio di Castelfranco. Cristian Arboita adesso invece in diretta con Francesco Ceron a Montebelluna ci racconta dell'ennesima rissa tra ragazzini, in questo caso ragazzine, in pieno centro, in piazza a Montebelluna. Buongiorno Cristian. Buongiorno Nicola, anche da parte di Francesco Ceron che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo nel cuore di Montebelluna, in piazzetta Oberkochen, una piazzetta molto frequentata, fatta di locali, attività commerciali, parcheggi, una piazzetta molto frequentata anche ieri mattina alle 8 quando si è registrato questo violentissimo alterco tra ragazzine, minorenni, quindicenni, sedicenni, due in particolare. Qui con noi abbiamo una testimone diretta che è anche intervenuta per cercare di calmare gli animi, Alessia Gallina, che è imprenditrice, una giovane imprenditrice che ha un ufficio qui vicino e che ci tiene a portare la sua testimonianza anche civica. Alessia, buongiorno. Ecco, ritorniamo alle 8 di ieri mattina. Sì. Lei stava facendo colazione in un bar che si trova qui a pochi metri e che cosa ha visto? Allora, c'erano queste due ragazze sui 16 anni dove una ragazza appunto picchiava e l'altra rimaneva totalmente impassibile alla cosa, ed è quello che appunto ci ha fatto più pensare il fatto. Quindi calci, pugni. Dopo a un certo punto siamo riusciti comunque a dividere le ragazze. La ragazza che picchiava appunto si è addirittura messa a piangere, sono stati appunto poi chiamati i carabinieri, nel mentre però le ragazze si sono dileguate. Voi avete capito se queste ragazzine erano delle studentesse? Allora, sì, erano delle studentesse perché comunque avevano anche gli zaini, quindi l'orario era quello scolastico appunto. L'alterco era solo fisico, è stato anche verbale? No, c'erano fisico in realtà, solamente fisico, in cui appunto la ragazza comunque continuava a picchiare l'altra e l'altra rimaneva totalmente impassibile. Lei ha parlato sui social di una violenza quasi cieca, sì. L'ha sorpresa? Sì, allora in realtà sì, perché comunque abitiamo a Montebelluna, io sono nata e cresciuta a Montebelluna e non è mai successa una cosa non come quello che sta succedendo appunto in questo periodo, e quindi vedere delle ragazzine di 16 anni picchiare così violentemente è stato veramente, per chi abita appunto nel comune, è una cosa quasi inaudita. Scioccante. Sì, esatto, non è mai successa. Senta, Gallina, lei fa un riferimento specifico, dice l'episodio di ieri rientra in un fenomeno che stiamo riscontrando come cittadini, come commercianti, come titolari di impresa. Ci sono le baby gang, c'è una violenza giovanile diffusa anche a Montebelluna, lei dice? Allora, purtroppo sì. Nel senso che addirittura una mia amica l'altro giorno è capitato che in piazza lei doveva arrivare per parcheggiare per andare a lavorare, c'erano questi 3 ragazzini in mezzo alla strada, lei ovviamente andava a passo d'uomo, nel mentre loro si sono spostati, quindi lei ha cercato di superarli, hanno iniziato a picchiare sulla portiera prendendo calci e pugni, addirittura si è fermata per chiedere il motivo, cosa fosse successo, e in modo beffardo appunto è stato detto: chiama i carabinieri, tanto cosa vuoi che ci succeda. I 3 ragazzini minorenni, giovani? Ragazzini minorenni, sempre sulla fascia d'età 15-16 anni, pensiamo appunto che siano sempre gli stessi, appunto, che di solito è successo anche l'episodio in bici, che hanno lanciato le bici, quindi quelli che girano, esatto. E che probabilmente erano stati autori anche di un'aggressione che vi avevamo raccontato qualche settimana fa, sempre qui sul PUT di Montebelluna. Esatto, sì, pensavo siano sempre gli stessi appunto, e addirittura anche delle associazioni hanno cercato di aiutare, nel senso che adesso finiscono
finiscono le scuole, quindi di dare un aiuto a questi ragazzi di entrare a far parte appunto di un gruppo, che possano fare qualcosa durante la giornata e possono veramente perdere il loro tempo in maniera produttiva, soprattutto riempire il loro tempo, insomma, di cose diverse. Senta Gallina, quindi insomma il suo è un appello, il suo è un messaggio da montebellunese e da imprenditrice nei confronti delle istituzioni, della politica, perché in qualche modo insomma tengano sotto controllo un fenomeno che voi state riscontrando. Sì, esatto, ci teniamo sempre a precisare che invece, come è stato detto, ma il sindaco dovrebbe fare qualcosa, ma non è colpa semplicemente delle istituzioni, non è colpa del sindaco, che non può essere ovunque, ma è anche proprio una cosa di genitori, di cercare appunto, se ci sono anche delle associazioni, magari io capisco, io sono figlia di genitori separati, quindi posso capire il fatto che magari il figlio ogni tanto si finisce la scuola, non si sa dove andare, eccetera, ma ci sono veramente delle associazioni che aiutano dove mandare questi ragazzi. Grazie Alessia Gallina, questo è l'episodio che vi abbiamo raccontato, teatro Piazzetta Oberkochen qui a Montebelluna. È tutto con Francesco Ceron. Nicola, ti restituisco la linea. Grazie a Christian Arboit. E quindi la sicurezza nelle città vuol dire anche zone rosse, come sapete il dibattito è aperto a Padova ad esempio, ma anche a Treviso, sentite. Chiamando la zona rossa sembra che sia una zona molto pericolosa, in cui magari è meglio non andare o cose del genere, e non una zona in cui si sta facendo di più per renderla più sicura. Sia la zona rossa in via Roma no al nome con cui viene chiamata. I commercianti di quella che martedì al tavolo sicurezza in prefettura verrà identificata come zona rossa sono convinti che un maggior presidio da parte delle forze dell'ordine sia utile e necessario, ma temono che l'appellativo diventi una cattiva nomea per l'area che già non gode di ottima reputazione. Se dà una mano può essere solo che positiva, sono solo che contento che la zona possa diventare una bella zona, perché Treviso è una bella città. Il problema più grande è sempre il gestore di chi fa la sua clientela, e chiaramente la brutta gente va dove che non trova il nido da fare. Stanno facendo di tutto gli esercenti per creare spazi accoglienti che disincentivino brutte frequentazioni, motivo per cui è difficile che qualcuno commenti a viso scoperto. Ciò che si augurano è che l'istituzione di una zona rossa possa comunque aiutare ad eliminare la criminalità. Una cosa che vorrei dire alle istituzioni è: non dateci il contentino facendoci sembrare che vada tutto bene per tot tempo e poi lasciandoci di nuovo, da soli. Contenti invece i residenti, anche se divisi sull'utilità di interdire una zona sapendo che chi delinque può solo spostarsi poco distante. Se noi prendiamo questo posto e lo facciamo zona rossa, quelli che sono qua, che delinquono, oppure che fanno, dove vanno? Vanno da un'altra parte, o no? Non è una soluzione, è solo spostare il problema. Può essere anche ambiguo anche il termine, si potrebbe chiamare anche in un altro senso, però è bene certe volte fare rispettare le regole. Spero, vorrei illudermi che cambi, ma è fatica, perché c'è troppa libertà. Non so se sia lo strumento giusto, ma che sia un problema da risolvere per Treviso, sì. Perché Treviso merita di essere una città tranquilla come è sempre stata. A Mogliano invece si pensa addirittura, anzi si è arrivati addirittura a murare un ex albergo, un albergo che era in disuso, era diventato il regno degli sbandati. A 7 giorni dallo sgombero dell'ex Hotel Meridiana lungo il Terraglio, il comune di Mogliano Veneto ha avviato un intervento risolutivo. Ogni accesso all'edificio è stato murato e la scala esterna è stata rimossa per impedire qualsiasi nuova occupazione abusiva. Basta zone franche, ha dichiarato il sindaco Davide Bortolato. Nessuno rientrerà. Difendiamo i nostri quartieri, tuteliamo i cittadini. Legalità e sicurezza non sono negoziabili. Grazie all'aiuto di proprietari e costruttore, conferma il vice sindaco Leonardo Muraro, lo stabile è ora murato per impedire a qualsiasi sbandato di entrare, con controlli supportati da tecnologie avanzate come la videosorveglianza per monitorare in tempo reale qualsiasi movimento. Questa è un'area che era stata abusivamente occupata ed è la seconda volta che succedeva. È stato il proprietario molto attento, ringrazio anche lui, ha fatto murare tutti gli accessi al piano terra e all'interno dello stabile
vulnerabile, ci sono dei sistemi di captazione e di violazione di sorveglianza, per cui se uno entra viene subito segnalato e abbiamo un'agenzia privata di pronto intervento. L'intervento sull'ex Meridiana rappresenta un messaggio chiaro: l'amministrazione comunale è decisa a contrastare il degrado urbano e a garantire il rispetto delle regole. Il vice sindaco Muraro ha sottolineato l'attenzione costante dell'amministrazione ai luoghi più vulnerabili del territorio. È un momento molto particolare per Mogliano, perché con il decreto Ministero degli Interni per quanto riguarda Venezia, città metropolitana, l'entrata dell'aumento della polizia, carabinieri e dell'esercito, purtroppo stiamo notando che Mogliano dobbiamo attenzionare maggiormente queste persone che si sono spostate da Mestre e Venezia verso il nostro territorio, e questo ci ha fatto aumentare il controllo del territorio. Dall'emergenza degrado all'emergenza rapine come quella che ha terrorizzato clienti e dipendenti del Tigotà di Paese, siamo sempre nella Marca Trevigiana. Ieri pomeriggio banditi armati di fucile. Panico totale, che non è, sfido chiunque che te trovi una carabina davanti, cioè no, adesso non voglio più vivere robe così. Due sì, l'ho visti, quello sì. Armati? Avevano quel coso lungo, l'avevano, non era una botta perché era Kalashnikov, ho detto io. Tipo, non so, non ho, in quel momento ho visto che era un carabina. Attimi di terrore al Tigotà di Paese, in via Brondi, a 2 passi dal centro commerciale La Castellana. Sono da poco passate le 3 di pomeriggio quando 2 banditi con il volto coperto ed armati di fucile mitragliatore fanno irruzione nel punto vendita di articoli per la pulizia e cosmetici. All'interno ci sono 3 commesse e 3 clienti. Minacciando i presenti con l'arma, i 2 si fanno aprire le casse ed arraffano tutto il denaro contenuto. Poi scappano a bordo di una Ford Focus guidata da un complice che li attendeva all'esterno. Presa dal panico, una donna che stava facendo acquisti nel negozio ha avuto un leggero malore, fortunatamente senza conseguenze. Oltre al grande spavento, subito sono stati allertati i soccorsi giunti sul posto con l'ambulanza. La signora è stata medicata, ma non è stato necessario alcun altro accertamento. Sul posto anche i carabinieri che ora conducono le indagini. L'auto utilizzata dai rapinatori per la fuga è stata ritrovata poco lontano, dietro l'hotel BHR. Pare che poi i banditi abbiano utilizzato una Panda per scappare lungo la Castellana in direzione Treviso. L'ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione, dovrebbe aggirarsi sui 400 euro. La Marca ripiomba nell'incubo rapine a mano armata, l'ultimo colpo giusto un mese fa al supermercato Insa, a pochi metri dal Tigotà. Allora i malviventi armati di coltello minacciarono i presenti facendosi consegnare circa 650 euro. Cambiamo argomento. Il ministro Valditara ha parlato di grande amarezza invocando provvedimenti della scuola. Per l'ufficio scolastico regionale una chat che fa orrore. Continua a far discutere il caso appunto del sondaggio shock in una chat di classe di alcuni ragazzi in una scuola superiore del Bassanese, una vicenda che per prima Rete Veneta ha raccontato alla fine della scorsa settimana. L'emergenza di una cultura retriva va sempre bene che esca, sia dai giovani che dagli anziani. Va bene perché ci danno modo di dire, come dicevo prima, che le donne non sono né vittime né però persone che assumono queste difficoltà, questi dolori e questi trattamenti perché se lo vogliono. Che si tolga dall'idea dei giovani e anche degli anziani, voglio dire, questo concetto. Non usa mezzi termini Maria Pia Mainardi Agostinelli, referente di Spazio Donna di Bassano, commentando il sondaggio shock apparso in una chat di classe di una scuola superiore del Bassanese, poi cancellato di lì a poco dalla persona che l'ha creato. Si chiedeva chi tra Giulia Tramontano, Giulia Cecchettin e Mariella Anastasi, vittime di femminicidio, avesse meritato di morire. E proprio sul verbo utilizzato pone l'accento Mainardi, meritare, come se una donna possa meritare di essere uccisa proprio perché donna. Un costrutto tipico, prosegue, di una società patriarcale che a fatica viene smantellata, tanto che, come
Spazio Donna stanno avviando proprio nelle scuole specifici corsi ad hoc. Bisogna far cultura fin dai più giovani, e quindi noi partiremo dalle seconde medie e andremo avanti pian pianino con la pazienza delle possibilità che abbiamo, però nel dire ai ragazzi: guardate che ci sono persone che stanno soffrendo in questo senso. Le donne hanno bisogno di uscire a casa, di ritrovare la loro autonomia, ma attenti a non offendere chi è offeso. Intanto la notizia di questa vicenda si è espansa a livello nazionale. Anche il presidente della Regione Veneto ha inviato un comunicato in cui si rivolge ai giovani coinvolti, lanciando un invito a riflettere sulle proprie azioni, a prendere consapevolezza della gravità di quanto accaduto e, dice, assumersi la responsabilità del cambiamento. Le parole, scrive il governatore, anche quando pronunciate in contesti virtuali, hanno un peso e possono generare conseguenze molto reali. L'autore di quella terribile chat si scusò qualche giorno dopo anche il nostro servizio, lo raccontò proprio lunedì scorso Vanessa Banzato con il servizio andato in onda nei telegiornali di Rete Veneta. Allora rivediamo quel servizio. Mi scuso umilmente per ciò che ho scritto. Inizia così la lettera forgiata dall'autore del sondaggio shock che coinvolgeva 3 vittime di femminicidio di cui ci siamo occupati nei nostri TG, apparso e poi cancellato in un gruppo classe di una scuola superiore del Bassanese. Una vicenda che ha fatto molto discutere, ma che, nonostante la gravità dell'accaduto, vuole essere vista come uno spunto per maturare. Insomma, un modo perché l'errore diventi opportunità di crescita, come conferma l'avvocato Aldo Benato, che oltre a seguire la famiglia del giovane in questione è anche formatore nelle scuole. Si tratta di una famiglia che è attenta a certe tematiche, soprattutto a questo, e anche il ragazzo è un bravo ragazzo, però a volte questi ragazzi si lasciano trascinare dalla volontà anzitutto di andare sopra le righe, cioè attirare l'attenzione dei ragazzi, fare qualcosa in più, rischiano di andare ben oltre anche quello che vorrebbero dire, e per cui lui, dopo aver capito qual è stato il peso, qual era il reale peso delle proprie parole, ovviamente ha fatto delle riflessioni, sicuramente lui ha capito il disvalore del fatto, ha scritto una lettera in cui ha proprio valorizzato il peso delle parole. Ho scritto senza pensare al significato delle mie parole, al loro peso, al loro valore. Le parole contano. Io sono sempre favorevole al valorizzare gli errori come opportunità. Uno dei punti fondamentali che tratto quando tengo i corsi ai genitori è il riconoscimento della possibilità per i ragazzi di commettere errori. Quello che è importante è come reagiamo ai nostri errori. Lui ha reagito nel migliore dei modi e accogliere questo come opportunità per portare una volta in più alla luce un tema che merita la dovuta attenzione. Secondo lei era meglio star zitti, non far emergere questa cosa? No, assolutamente no. Io immagino anche che chi ha fatto emergere questo problema possa essere vittima di attacchi a sua volta. Assolutamente no, mai tacere. Dite Amigot. Intanto però gli attacchi alle donne continuano, in questo caso è la segretaria comunale di Altavilla Vicentina, minacce di morte e insulti sessisti. Non ci ha ancora lasciato, ma speriamo ci lasci presto. Iniziava così il volantino simile ad un epitaffio appeso tra le epigrafi nelle bacheche del comune di Altavilla Vicentina. Un violento attacco personale diretto a Cristina Floriani, il segretario comunale, costellato di pesanti minacce e allusioni sessiste. Il municipio, nella sala consigliare, i rappresentanti di tutte le forze politiche comunali e i sindaci dei comuni limitrofi hanno voluto esprimere vicinanza e solidarietà alla diretta interessata, non solo a titolo personale, ma soprattutto per l'attacco inaccettabile ad una figura istituzionale garante della legalità delle procedure burocratiche in ogni comune. Sono ovviamente molto rattristata dall'accaduto, non ritengo di dover commentare il contenuto del volantino medico dell'epigrafe che è stata fissata in giro per il paese, e la cosa che posso fare è continuare a fare il mio lavoro con serietà e professionalità. Il sindaco ha immediatamente informato dell'accaduto il prefetto, che ha convocato il comitato provinciale per l'ordine alla sicurezza pubblica. Indispensabile la risposta unitaria e la condanna di tutte le istituzioni. Il prefetto si è detto assolutamente indignato per questa situazione e che non tollererà
cose di questo tipo, anche perché è stata effettivamente attaccata l'istituzione. Nel nord Italia non succede questo, di solito succede da un'altra parte, però purtroppo ahimè è successo anche qui. Se questo vuole essere comunque un messaggio per intimorire il segretario, per intimorire l'amministrazione, hanno proprio sbagliato, perché non ci intimorisce affatto, anzi ci convince sempre di più che siamo sulla strada giusta. Io non mi sarei mai aspettato un attacco del genere a un segretario. Come ho detto prima, anche un attacco politico ci sta tra maggioranza e minoranza, ma attaccare il segretario questo no. Mi fa venire alla mente un anno fa che anch'io ho avuto delle minacce di morte addirittura, ma dato che credo molto nelle istituzioni e nella legalità, ho chiesto l'intervento dei carabinieri e devo dire la verità, sono stati tempestivi, hanno dimostrato la loro efficienza. Sono attualmente in corso le indagini, i carabinieri stanno esaminando in particolare le immagini del sistema di videosorveglianza alla ricerca di elementi utili. Intanto ci sono le polemiche in questi giorni dopo le parole del ministro Nordio, che ha consigliato alle donne vittime di violenza di rifugiarsi in farmacia o in chiesa se in pericolo. L'avvocata Antonella Tocchetto, esponente Dem di Treviso, invita il guardasigilli a passare un giorno polemicamente nella vita reale. Mi piacerebbe che il ministro Nordio passasse una giornata come passano alcune delle nostre clienti che passano nei nostri studi legali, nella tensione assoluta che l'ex gli avvicini e le possa far del male. Non lascia alcun spiraglio di apertura Antonella Tocchetto alla proposta del ministro della giustizia Carlo Nordio. Al question time che si è svolto in Senato durante un dibattito sul malfunzionamento risaputo dei braccialetti elettronici per gli uomini violenti, il guardasigilli ha spiegato che molto spesso il dispositivo è incompatibile con i mezzi di trasporto delle persone e per questo la donna vittima in difficoltà è necessario trovi delle forme di autodifesa, rifugiandosi magari in una chiesa o in una farmacia, in un luogo più o meno protetto. Il ministro Nordio è peraltro anche un magistrato, sa bene che cosa passano le donne. Dire che possono rifugiarsi in una chiesa e magari le chiese sono pure vuote, oppure rifugiarsi in una farmacia, io trovo che sia una risposta veramente inadeguata e anche offensiva per tutte le donne che stanno soffrendo. Un'uscita che non è piaciuta a tanti che ogni giorno si occupano di violenza sulle donne, come testimonia l'avvocata. Vivere in uno stato di tensione tale non solo è complicatissimo per sé e per i propri figli, ma è anche a volte, e mi è capitato, fonte di malattie che poi in queste donne insorgono perché sono talmente sconvolte che alla fine ne rimettono anche della loro salute. Allora pensi a delle soluzioni alternative e non dica stupidaggini che possono andare in farmacia o in chiesa, caro ministro Nordio. Cambiamo argomento e allora tra zone rosse e novità come il divieto di fumo in spiaggia parte oggi ufficialmente la stagione balneare a Jesolo. Il nostro Nicola Marcato insieme a Tommaso Migotte proprio sulla spiaggia. Buongiorno Nicola, non so se hai già beccato qualche trasgressore del fumo, non lo so, vediamo. No, assolutamente no, nessuno che sta fumando, però è iniziata la stagione balneare e diciamo che è iniziata molto bene grazie al bel tempo. Come vedi i turisti non mancano. Con la bella stagione Jesolo attende l'arrivo di milioni di turisti e si prepara al meglio. Sole, mare, tanto sano divertimento faranno da cornice ad un enorme flusso di presenze che va regolamentato nel migliore dei modi ed è per questo che da questo anno sono state introdotte nuove regole da rispettare. Grazie alla nuova ordinanza voluta dall'amministrazione comunale. Le importanti novità introdotte riguardano il divieto del fumo, delle sigarette sulla battigia, l'orario dei chioschi, nuovi servizi igienici e la gestione delle attrezzature lungo il litorale. Ma non solo, anche sul fronte della sicurezza ci sono importanti novità con l'introduzione delle zone rosse. Per parlare di tutto questo abbiamo invitato il primo cittadino, Christopher De Zotti. Allora, sindaco, parliamo di questa iniziativa, soprattutto quella delle sigarette che sta un po' facendo clamore. Beh, sicuramente immagino che possa far molto parlare. Intanto benvenuti a Jesolo, finalmente il sole ci aiuta. Diciamo che l'avvio della stagione è più che altro formale perché già ormai da qualche settimana buona parte delle spiagge jesolane hanno già attrezzate ed alcune già operative con il salvataggio. Quest'anno abbiamo voluto inserire una novità che arriva anche da un dialogo che abbiamo avuto con gli operatori, con la città, ovvero il divieto di fumo in
in battigia, quindi nella parte della riva, quella più vicina al mare. Si tratta di un'iniziativa di carattere ambientale, prima di tutto. Noi abbiamo da qualche anno avviato la classificazione come comune plastic free e quindi abbiamo voluto intervenire anche su questo, perché la mole di mozziconi che troviamo è veramente enorme e non è assolutamente una cosa bella. E poi anche una regola di convivenza fra le persone. L'obiettivo è quello di arrivare, sempre dialogando con gli operatori, già dal prossimo anno, se ci riusciamo, ad istituire delle vere e proprie isole di fumo, quindi delle aree dedicate a chi vuole fumare, un po' come accade in tutto il mondo. Non è una novità, è una pratica solo iesolana, ecco. Sempre nell'ottica di migliorare la sostenibilità e migliorare anche la convivenza fra le persone, ecco. Questa è una grande novità, ma pensiamo sia accolta e verrà accolta in maniera positiva da tutti. Poi Sindaco, ci saranno nuove regole anche per i chioschi e nuovi servizi igienici. Noi stiamo lavorando molto nell'offerta annuale della nostra città, più che allungamento stagionale, quindi innanzitutto stabiliamo che fino al 22 settembre sarà obbligatorio mantenere allestiti gli stabilimenti, dopodiché si potrà iniziare gradualmente e progressivamente alla rimozione delle attrezzature, ma si può continuare a garantire un'offerta, visto che ormai l'allungamento è anche climatico e spesso ad ottobre abbiamo delle ottime giornate, quindi è giusto trovare dei servizi che vogliamo garantire anche durante l'estate, quindi ci sarà un orario minimo di apertura per i chioschi dalle 8 di mattina alle 19 minimo, in maniera tale che a qualsiasi ora del giorno, dalla colazione all'aperitivo, si possa trovare questo tipo di servizio. Ulteriormente, durante tutto l'anno d'inverno sarà obbligatorio garantire almeno un servizio igienico aperto per ogni stabilimento, in maniera tale che chi vuole vivere, e sono tanti la città anche nel periodo invernale, per una passeggiata, sia turisti che residenti, possano trovare questo indispensabile servizio. Senta Sindaco, si parla anche di sicurezza. Sul fronte della sicurezza sono state introdotte le zone rosse. Ce ne vuole parlare? Sì, è una novità che arriva da Milano, da Roma, dalle principali città, volute dal Ministero dell'Interno. Il nostro prefetto Darko Pellos ci ha chiesto la disponibilità a sperimentare il nostro territorio, l'abbiamo accolto positivamente e abbiamo fatto la prima sperimentazione nel weekend lungo del 25 aprile e 1 maggio. È andata molto bene, non ci sono stati episodi particolarmente clamorosi, ma ci sono stati alcuni allontanamenti di quei soggetti, e questo è il messaggio che vorremmo condividere, quei soggetti che non vogliamo a Jesolo perché vengono solo per creare confusione o per creare addirittura violenza nei confronti degli altri. Vogliamo che sia una città che garantisca anche divertimento libero e responsabile a tutti, ma soprattutto garantisca la convivenza alle persone per bene che vogliono vivere questa città. Quindi il messaggio è quello. Ulteriormente probabilmente sperimenteremo le zone rosse anche nel weekend del 2 giugno, questo è l'indirizzo della prefettura, e siamo sicuri che possa essere un ulteriore strumento per rafforzare l'immagine sia reale che quella percepita. A proposito di prefettura, il prefetto ha consigliato anche l'utilizzo di metal detector. Sì, noi li abbiamo già in dotazione della polizia locale, li useremo come consiglio del prefetto, anzi ne acquisteremo degli altri, per andare a fare prevenzione su quello che è una piaga purtroppo, soprattutto fra i giovanissimi, che è il possesso di coltelli. Quindi vogliamo cercare di prevenire questa pratica che può essere veramente molto pericolosa. Insomma, la stagione sta iniziando alla grande, ci si augura solo che ci sia bel tempo. Assolutamente, gli indicatori sono positivi per l'estate, speriamo che anche il tempo e il meteo ci aiutino, ovviamente gli operatori sono al lavoro e pensiamo a un'altra estate di grandi numeri. Nicola, da Jesolo per ora è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Nicola Marcato, grazie a Tommaso Migotta e grazie al sindaco di Jesolo. Velocemente in pubblicità e poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta, l'avevo detto che era brevissimo questo break pubblicitario, di nuovo in diretta. Allora, prima di continuare con la cronaca, andiamo da Mirko Cavallin insieme a Renzo Rigon, a Romano De Zerino per parlare di una importante e bella iniziativa, una marcia in nome della pace dalla Chiesa del Santo fino alla chiesetta sul Grappa. Mirko Cavallin, buongiorno. Buongiorno Nicola, vi facciamo un po' di invidia in questo contesto verde sulle pendici del Grappa e con una temperatura più che piacevole. Sono con me 3 dei 5 ideatori partecipanti a questa marcia della pace che si svolgerà tra la sera del 23 maggio e la mattina del 24 maggio. Cominciamo alla mia destra da Emanuele Lucconi, insomma di che cosa si tratta, spiegaci, e anche perché avete deciso. Praticamente è una corsa che parte dalla Basilica Sant'Antonio
per portare in cima a Grappa una preghiera per la pace, una preghiera che parla di guerre non solo tra paesi e nazioni, ma anche guerre che ognuno di noi porta nel cuore. Quindi un messaggio di pace da portare al Sacello. E com'è nata questa idea di portare questa preghiera? Per dare un senso alle corse che facciamo, non solo correre ma portare un messaggio praticamente. Stefano Veneran invece ci spiega il percorso, perché sembra vicino ma non è così vicino. Praticamente partiamo dalla Basilica di Sant'Antonio a Padova, facciamo la strada al Musone dei Sassi, il sentiero che porta fino a San Zenone, e da San Zenone andiamo su per la Valle San Liberale e dopo là ci sono altri 10 km circa con 1000 metri di livello di salita, ecco, praticamente. Sono più di 70 km, giusto? 71-72 km circa, sì, 71-72. Partenza ore? Partenza 20:45 dalla Basilica Sant'Antonio a Padova, appunto in centro, sì. Arrivo previsto? Alle 11, alle 10:30 circa di mattina, sì. Di sabato 24 maggio. Esatto, sì, sul Sacello là di Cima Grappa, sì. Voi vi allenate insieme, anche avete appena finito l'allenamento, Ogni no? sabato sì, facciamo allenamento nostro che sono circa di 30 km a volta e ci troviamo ogni sabato, appunto facciamo il nostro allenamento la mattina presto fino a mezzogiorno circa. Siete in 3, ma Luca Xamin ce ne sono altri 2, vogliamo ricordarli? Sì, sono gli altri 2 che oggi sono potuti venire, Denis Alessi da Onara e Amedeo Zurlo da Cittadella. E come vi siete conosciuti, visto che 2 di voi qui presenti siete di San Zenone e un altro di Treviso? Ma durante le corse qui sul massiccio ho incontrato per la prima volta Emanuele e con lui abbiamo deciso di fare il brevetto del Monte Grappa l'anno scorso. E poi ho conosciuto anche Stefano e adesso siamo, diciamo, un trio, ecco, così. Un trio che diventerà 5 appunto dalla sera del 23 maggio alla mattina del 24, e si può seguire il loro percorso anche tramite i social, su Facebook e su Instagram. Cercate La Pecora Nera. Perché La Pecora Nera, Emanuele? Perché mi sentivo un po' diverso, allora La Pecora Nera è visto sempre come il diverso. Perché amo trovare il benessere nel contatto con la natura e la montagna. Allora nasce questo nome. È una occasione importante, appunto, e avrete modo di stare ancora nella natura, e noi lo racconteremo appunto quando poi arriveranno in Cima Grappa, esattamente fra 7 giorni. È tutto, Nicola, a te la linea. Grazie a Mirko Cavallin, Renzo Rigone, ai tuoi ospiti. La politica adesso, esponenti civici veneti riuniti oggi nella sede regionale della Lega a Noventa Padovana per lanciare l'operazione Grandi Città in vista delle regionali. Valentina Visentini e Cristian Rocchi Allende hanno sentito il segretario regionale Alberto Stefani. Sì, buongiorno, siamo con Alberto Stefani, il segretario regionale della Lega. Oggi la Lega lancia un'operazione, l'operazione Grandi Città, la Lega che incontra il civismo veneto in vista anche delle regionali, e per definire che cosa? Beh, innanzitutto per definire una casa comune, relazionarci con le liste civiche e territoriali è il nostro modello di gestione di questo territorio. Abbiamo incontrato tanti amici, tanti consiglieri con cui condividiamo battaglie comuni, vogliamo essere i promotori di una rete di civiche capace di vincere le prossime elezioni amministrative nelle grandi città. La Lega è la casa delle liste civiche, è la casa delle liste territoriali, e questo dobbiamo continuare ad essere. Un ruolo fondamentale lo avrà ovviamente Luca Zaia, ma dopo lo stop al terzo mandato state ragionando sulla figura del candidato. Quando si potrà conoscere il nome? Ma la decisione spetta al tavolo nazionale, noi stiamo facendo il nostro lavoro per individuare i migliori candidati possibili per offrire ai veneti una squadra capace, moderna e soprattutto idonea ad affrontare quelle che sono le sfide che i prossimi anni richiedono per questo territorio. Siamo assolutamente consapevoli che questo territorio ha tanto da dare e che le energie che stiamo forgiando nelle amministrazioni comunali siano le energie capaci di vincere le sfide che abbiamo davanti.
Nel frattempo il segretario nazionale Matteo Salvini ieri e l'altro giorno ha confermato appunto i vice segretari, il suo nome è stato riconfermato, ci sono anche i complimenti del ministro Giorgetti. L'altra figura, quella di Vannacci, è quella che insomma all'interno della Lega ha rumoreggiato di più. Ma io credo che i veneti abbiano una grande responsabilità, ma soprattutto abbiano anche una grande capacità, quella di polemizzare poco, di lavorare tanto. Io sono a disposizione del movimento, farò quello che ho continuato a fare nel corso dei mesi scorsi. La Lega ha bisogno di una capacità di essere capillare sui territori. Questo è quello che noi vogliamo fare, questo è quello su cui io lavorerò come vice segretario federale. Così è dunque Alberto Stefani. Nel frattempo un'occasione per parlare anche un po' di politica ci potrà essere tra lunedì e martedì a Venezia, quando al Festival delle Regioni, che inizia domani sera di fatto, ma a calcio quello lunedì e martedì, ci saranno lunedì il capo dello Stato Mattarella e poi martedì anche la Premier Giorgia Meloni. A proposito di Mattarella, potrebbe esserci una sorpresa anche in una visita del capo dello Stato, visto che si trova lunedì a Venezia per il restauro della Procuratoria di San Marco e la riapertura del battistero della Basilica Cattedrale. Lunedì, nella tarda mattinata, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Venezia per intervenire quale ospite d'onore al Festival delle Regioni potrebbe essere anche a San Marco per una breve visita privata alla cattedrale intitolata all'Evangelista Marco. La visita non è ancora certa, anche se in queste ore ci sono stati alcuni sopralluoghi proprio in vista di questa concreta e possibile eventualità. A fare gli onori di casa, qualora fosse confermata la visita presidenziale, il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, con le autorità cittadine, il primo procuratore di San Marco, avvocato Bruno Barel, insieme al proto della Basilica, architetto professore Mario Piana. Tutti sono già stati mobilitati. Quel che è sicuro per ora è che in queste ore si sono conclusi brillantemente, dopo ben 6 anni, i lavori di restauro al battistero, aperto finalmente al pubblico. Un intervento nuovo, prezioso ed inedito, voluto dal Consiglio della Procuratoria di San Marco con il proto architetto professore Mario Piana, che ha studiato passo dopo passo questo restauro. Dal nuovo Papa, invitato subito a Venezia dal primo procuratore, ai preparativi per accogliere nel modo migliore il capo dello Stato, Bruno Barel commenta così un momento storico. Il fatto che sia stato scelto così in fretta mi pare già di per sé un ottimo segno di condivisione profonda e anche di internazionalità della Chiesa. Spero che venga a rivedere la Basilica, anche perché presenteremo la Basilica con tutti i restauri interni ultimati e riapriamo per l'occasione fra pochi giorni anche il nostro battistero dopo 6 anni di chiusura. A proposito di opere, inaugurato il ponte di Secula a Longare, siamo nel Vicentino, una tra le infrastrutture più grandi realizzate in provincia. Il nuovo ponte rimetterà in collegamento le 2 sponde del Bacchiglione tra l'est vicentino e la Riviera Berica. Hanno seguito questa inaugurazione Luisa Bertini e Simone Squarcina. Un'inaugurazione importante, anche molto attesa, 5 milioni e mezzo, di cosa si tratta? Credo che la cosa più importante è la bellezza di questa politica, di questa amministrazione che fa concreta e che realizza un'opera oggi strategica per tutta l'area berica, per tutti i colli iberici in tempi record, perché pensiamo che il ponte è stato chiuso poco più di 15 mesi, quindi oggi è un giorno di festa e soprattutto penso che l'augurio principale sia di trasferire questa sensazione che sia oggi in un ponte che realmente unisce 2 sponde del Bacchiglione, più persone, possa essere un auspicio perché nel mondo i ponti possano unire le persone anche oltre l'Italia e creare delle condizioni di pace che sarebbero veramente importanti. Quindi un simbolo anche, oltre che una concreta utilità, perché rimette in connessione 2 parti importanti di Vicenza. Ma penso che il segnale più grande siano le migliaia e migliaia di persone che avete visto oggi qui festeggiare l'apertura di un ponte, quindi ci rendiamo conto dell'importanza delle cose quando non ne possiamo più godere. Quindi oggi si è visto l'importanza di questo ponte che unisce realmente 2 parti importanti della nostra provincia. Ringrazio il Presidente della provincia per essere stato con noi. E noi ci fermiamo per una brevissima pausa.
Rieccoci in diretta con Focus TG, solidarietà dal mondo politico al biologo e senatore del Partito Democratico Andrea Crisanti, dopo le scritte Novax apparse sulla piscina a casa appunto del biologo. Lo stesso Crisanti invita ad abbassare i toni, intanto le indagini sono in corso e al vaglio le telecamere di videosorveglianza. Imbrattata con scritte Novax, la villa del biologo e parlamentare Andrea Crisanti, che da tempo si è trasferito nel Vicentino a Valliona. Il marciapiede della piscina con della vernice rossa, con alcune scritte offensive nei confronti dello scienziato. Colpito anche il muro posteriore della villa con il lancio di uova. Tutto sarebbe accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì. Al mattino l'amara sorpresa. La prima reazione chiaramente è di un po' di sorpresa e dispiacere, anche un po' uno si sente violato perché chiaramente è dentro della gente in casa e ti danneggia delle cose a cui magari ti tieni. Sopralluogo dei carabinieri, della sezione investigativa del comando provinciale, che hanno a disposizione anche le immagini delle telecamere della villa. Intanto, oltre all'amarezza, il parlamentare invita ad abbassare i toni e non dare spazio a polemiche. Penso la cosa più importante sia abbassare i toni. Sì. Perché anche la matrice anti-vax che avevano queste scritte obiettivamente penso che non debba essere nutrita con polemiche. Ancora dal Vicentino, ma è una notizia importante che riguarda davvero tutto il Veneto. La CGIL del Veneto parla di un punto di svolta storico. Per la prima volta una sentenza di tribunale ha riconosciuto il nesso di causa tra le condizioni di lavoro di un ex dipendente della Miteni e la malattia che lo ha ucciso. Parliamo ovviamente dei FAS. Dalla sede di Mestre, la CGIL del Veneto esulta per una sentenza che viene definita storica e che secondo il sindacato mette un punto fermo sul tema dei danni alla salute dei lavoratori provocati dall'esposizione al FAS. Il Tribunale di Vicenza ha infatti accertato la natura professionale della malattia che provocò il decesso di un ex dipendente della Miteni, condannando l'INAIL a erogare le prestazioni dovute. La vedova aspetterà la rendita ai superstiti, che è calcolata nella misura del 50% con riferimento alle retribuzioni massimali del settore industria dal gennaio 2014. Il patronato in CGIL ha assistito i familiari dell'ex lavoratore impegnato nel sito produttivo dal 79 al 92 e deceduto nel 2014 a causa di un carcinoma uroteliale. Inoltrata nel 2019, la domanda di riconoscimento della malattia professionale era stata respinta dall'INAIL. Pasqualino Zener era dipendente della Miteni, si occupava del reparto depurazione e quindi i suoi compiti erano quelli della pulizia, dello smaltimento dei reflui di produzione. La figlia racconta, perché questo lui spiegava e raccontava, che insaccava i fanghi, infustava i fanghi e lavorava adiacente ai reparti di produzione di FOA, FOS e degli altri FAS. La sentenza è di primo grado e pur nella sua importanza rappresenta solo un primo capitolo. Ci sono infatti altre denunce pendenti e pratiche di riconoscimento ancora aperte con l'INAIL, ma per la CGIL ci si trova comunque di fronte ad un passaggio fondamentale per la tutela e il riconoscimento dell'eventuale danno subito anche da altri lavoratori esposti a queste sostanze senza il rispetto delle norme di sicurezza e senza adeguati dispositivi di protezione. Ci sono aziende che l'utilizzano nelle lavorazioni, di sicuro può aiutare nel sensibilizzare alla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici che vengono in contatto, che devono venire in contatto con queste sostanze anche in altre produzioni. Ancora di lavoro, ma non di sicurezza sul lavoro, parliamo proprio di lavoro che comincia a mancare sempre di più perché ci sono meno cerimonie da immortalare con uno scatto fotografico, crollano matrimoni e nascite e poi c'è una tecnologia che mette a disposizione di tutti attrezzature sempre più performanti, la categoria dei fotografi che lancia l'allarme. Meno battesimi, meno cresime, meno matrimoni, insomma meno occasioni da immortalare. Tempi duri per fotografi e videomaker artigiani del Veneto, l'andamento demografico con il crollo delle nascite, il calo dei matrimoni ed in generale delle cerimonie che un tempo erano riti irrinunciabili da immortalare con scatti che restavano negli album di famiglia per tutta la vita, si ripercuote sull'attività dei fotografi. I dati Istat parlano chiaro, in 15 anni c'è un forte
calo delle nascite, meno 36,2% in Veneto. Altro dato preoccupante è il calo dei matrimoni, che post-Covid la discesa è continua, meno 15,4%. Le nuove tecnologie, smartphone sempre più performanti, la profonda trasformazione del mercato delle immagini con i social media fanno il resto. Hanno moltiplicato la domanda di contenuti visivi, ma hanno anche cambiato le aspettative. Oggi si chiede tutto e subito con budget sempre più risicati, ma la nostra è una professione artigiana che serve tempo, e cura, sensibilità a preparare le immagini. A fronte di una domanda che si contrae, cresce invece l'offerta, sempre più persone si improvvisano fotografi o videomaker, spesso senza competenze adeguate, alimentando un po' quello che è il mercato fuori controllo. Noi come associazione siamo sempre pronti a lavorare sulla formazione e sulla professionalità degli artigiani. E poi la pubblica amministrazione, con i sindaci soddisfatti per l'approvazione in via definitiva del decreto sblocca stipendi. Diciamo che avevamo un limite, questo adesso ci permette di dare una opportunità ai nostri collaboratori di avere retribuita una parte accessoria che attualmente aveva un limite, quindi ci è stata sbloccata questa possibilità. Era da tempo che i comuni trevigiani chiedevano di affrontare la questione salariale dei propri dipendenti, ora con l'approvazione del decreto sblocca stipendi per loro sarà più semplice, e questo in un momento storico particolare nel quale la stessa pubblica amministrazione fatica a trovare personale, questione di competenze ma anche economica, la disparità in termini di buste paga con il mondo privato è sempre più evidente. Con il provvedimento si andrà a incidere sulla parte accessoria del salario. Quindi bene che si sia eliminato questo, quindi che i comuni possano, ovviamente concordandolo con la parte sindacale, individuare questi incentivi ai nostri dipendenti per particolari obiettivi che l'amministrazione naturalmente pone in capo a loro, che possono essere per l'ambiente, la sicurezza, le strade, eccetera. Un atto di giustizia per l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, un modo per rendere più appetibile il posto in comune anche per i più giovani. Il 15% dei posti disponibili in tutti i concorsi pubblici non dirigenziali sarà infatti riservato a chi fa servizio civile, ma restano tanti altri nodi. Uno su tutti riguarda l'autonomia di assunzione. Di poter utilizzare in maniera autonoma da parte dell'amministrazione la tipologia di assunzioni da fare rispetto alle categorie e rispetto alla rappresentatività del municipio, dal più piccolo al più grande. Intanto c'è qualche comune che arriva a dotarsi di un dipendente virtuale grazie alla intelligenza artificiale. Accade a Mestrino, nel Padovano. Si chiama Caterina, capelli scuri, raccolti, viso rassicurante. Il comune di Mestrino ha una nuova dipendente non in carne ed ossa, perché Caterina è virtuale ed è stata creata con l'intelligenza artificiale. Il suo compito è quello di aiutare il cittadino indirizzandolo ai vari uffici, rispondendo a domande frequenti su servizi comunali oppure accompagnandolo nelle procedure digitali. Caterina si trova in un totem davanti alla sede del municipio. Fornendo a Caterina il proprio numero di cellulare, in quel momento Caterina invia al cellulare su WhatsApp il documento, che quindi uno poi si può stampare. Questo agevola molto l'accesso al municipio, un municipio digitale, perché appunto sgrava il dipendente fisico dall'80% delle domande che noi abbiamo, e l'utente non solo ha un mezzo agevole, ma anche semplice. Sostituisce il dipendente? No, lo agevola, lo aiuta molto, perché ovviamente lo supporta. Anche i dipendenti comunali saranno sollevati da alcune incombenze grazie a Caterina, pensata per un'utenza sempre più abituata ai social e alla digitalizzazione. Con questo noi non è che togliamo, agevoliamo tutta l'utenza digitale. Ecco, l'evoluzione di Caterina sarà Caterina a casa direttamente dal computer, quindi non c'è più neanche la necessità di arrivare al totem. Però per l'utente anziano abbiamo pensato che quello lo dobbiamo ancora coccolare. È vero che però una grande fetta di anziani usano WhatsApp, ecco perché il WhatsApp. Prossimo compito di Caterina sarà quello di fissare gli appuntamenti anche con il sindaco. Come tutti i dipendenti ci siamo presentati, io e Caterina. Avrò piacere di condividere con Caterina la mia agenda, e quindi avrà il grande compito iniziale è una prova dove l'utente direttamente dal totem, per delle motivazioni che verranno richieste, avrà la possibilità di avere un appuntamento calendarizzato direttamente dalla mia agenda.
Insomma, il futuro ormai è qui e noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, arrivederci.